Ben ritrovate, tante diverse le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto una pratica a tutela del procuratore Nicola Gratteri, iniziativa legata alle accuse rivolte al magistrato dal procuratore Lupacchini. Calabria ultima per qualità delle cure, ma secondo il rapporto del Ministero della Salute il quadro dei livelli essenziali di assistenza segna un miglioramento da 136 a 162 punti. Manca personale, ambulatori chiusi all'ospedale di Lamezia Terme, sospesi i servizi ambulatoriali nelle divisioni di ginecologia e cardiologia, attività ridotta in medicina. Il giorno di Giancarlo Pittelli al Tribunale del Riesame di Catanzaro, l'ex parlamentare coinvolto nell'operazione Rinascita Scott, i legali hanno chiesto la scarcerazione. La trasmissione Porta a Porta non nomina Carlo Tanzi e dal candidato alla presidenza della Regione Calabria parte la denuncia per violazione della par condicio. Nel 2019 record di enti locali sciolti per mafia, Calabria in testa, in tutto sono stati 21, 8 dei quali nella nostra regione. Intascava la pensione del defunto, scatta il sequestro delle somme indebitamente percepite, 30.000 euro, l'uomo aveva a disposizione la gestione di un libretto cointestato. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura vi parliamo del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha avviato una pratica per tutelare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. L'iniziativa è legata alle accuse rivolte al magistrato dal procuratore generale della città capoluogo Lupacchini. Vediamo. La prima commissione del CSM ha deciso all'unanimità di aprire una pratica a tutela del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. L'iniziativa è legata alle accuse rivolte al magistrato dal PG di Catanzaro, Otello Lupacchini, e dalla parlamentare del PD Enza Bruno Bossio. Lupacchini, in un'intervista a un'emittente televisiva nazionale, aveva parlato di evanescenza di molte operazioni della Procura di Catanzaro e aveva lamentato di aver appreso i nomi degli arrestati e le ragioni dei provvedimenti dalla stampa. La Bruno Bossio aveva definito l'operazione di Gratteri uno show destinato a finire in una bolla di sapone, come il 90% delle sue indagini, con un unico scopo: colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi. Un commento da cui aveva preso le distanze il PD prima della sua cancellazione. La prima commissione del CSM ha aperto nei confronti del procuratore generale la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale. Secondo la commissione avrebbe delegittimato pubblicamente l'operato di Gratteri. Lupacchini è stato convocato per lunedì prossimo al CSM. All'audizione di lunedì Lupacchini potrà farsi assistere da un difensore e, oltre che sulle dichiarazioni rese dal TGCOM su Gratteri, dovrà rispondere anche di altri comportamenti che, secondo la prima commissione, appannerebbero la sua immagine del magistrato e la sua capacità di operare con la necessaria indipendenza e autonomia nel distretto. La prima commissione ha anche ricevuto la richiesta di apertura di una pratica a tutela di Lupacchini presentata dal suo avvocato. La sanità adesso con un ultimo rapporto del Ministero della Salute che purtroppo conferma la posizione di Cenerentola della nostra regione per qualità delle cure, però da questo rapporto emerge anche un dato positivo: c'è un lieve miglioramento del quadro dei LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, da 136 a 162, in testa alla classifica, inutile ribadirlo, le regioni del nord. Vediamo. Migliora in Calabria la qualità delle cure, ma rispetto al resto del paese la nostra regione è ancora fanalino di coda. I numeri sono contenuti nell'ultimo report del Ministero della Salute sui livelli essenziali di assistenza. La Calabria dunque ha segnato dei progressi, passando da 136 punti a 162. Tuttavia rimane ancora in fondo alla classifica. Nella griglia dei LEA emerge il divario esistente con altre regioni più virtuose. In vetta troviamo il Veneto, che ottiene 222 punti su 225.
2025 e ai primi posti troviamo tutte regioni del nord. Dopo il Veneto a segnare le migliori performance sono l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia e la Liguria. Il sud invece arranca, anche se qualche timido segnale di miglioramento c'è, ma c'è ancora tanta strada da fare. La classifica si basa su 33 indicatori. Sotto la lente, tra l'altro, la copertura vaccinale, l'adesione agli screening, il tasso di ospedalizzazione, il numero di posti letto ricoveri inappropriati, il numero dei parti cesarei, i tempi di reazione tra la chiamata al 118 e l'arrivo dell'ambulanza. Si tratta di monitoraggi molto attesi, anche perché aprono le porte a quote premiali di fondi. La griglia sarà presto sostituita da un nuovo meccanismo previsto nell'ultimo patto per la salute siglato dal governo con le regioni a fine 2019. Da quest'anno infatti scatta il nuovo sistema di garanzia che monitorerà l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in modo molto più accurato grazie all'impiego di ben 88 indicatori. L'ospedale di Lamezia Terme è in difficoltà, manca personale, sono stati chiusi alcuni ambulatori nei reparti dell'ospedale. Lunedì ci sarà un incontro con le istituzioni per risolvere l'emergenza che mette a rischio il diritto della salute nel territorio. Vediamo. Mancano i medici, sospese le attività degli ambulatori nelle divisioni di ginecologia, cardiologia, ridotte quelle del reparto di medicina all'ospedale di Lamezia Terme. La comunicazione ufficiale al commissario della commissione prefettizia dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, un problema da risolvere. Ambulatori chiusi, ad esempio per ginecologia, vuol dire non effettuare i controlli previsti per le donne in gravidanza, con la conseguenza di una migrazione in altri nosocomi della regione. Famiglie preoccupate. Lunedì prossimo un incontro con le istituzioni del territorio al fine, si legge in una nota, di individuare quelle che sono le criticità di un presidio ospedaliero che è punto di riferimento non solo del comprensorio lametino ma di un'area ben vasta, e individuare anche quelle che possono essere le azioni per migliorare i servizi assistenziali e di cura per i pazienti. Un presidio ospedaliero che necessita di essere rafforzato, priorità per un'area vasta della Calabria. La politica adesso con la settimana dei leader nazionali in Calabria, domani è attesa Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ieri è stata la volta di Zingaretti e Cesa, tutti a sostegno dei propri candidati. Intanto Carlo Tanzi, anche lui candidato presidente della Regione Calabria, denuncia porta a porta, vediamo perché. Comincia ad entrare nel vivo la campagna elettorale. Dopo una fase di studio e di elaborazione delle strategie, adesso si passa ai fatti, o meglio, questo è l'auspicio degli elettori per orientarsi e scegliere sulla base delle proprie aspettative. In attesa di conoscere i programmi di ognuno dei 4 candidati alla presidenza, la fase alla quale stiamo assistendo è la discesa in Calabria dei leader nazionali che vengono a dar manforte ai progetti politici dei quali sono parte in causa. E così il segretario nazionale del PD Zingaretti ha messo in agenda 2 tappe, a Catanzaro e Cosenza, per spingere Pippo Callipo. La prima cosa che ha fatto è ringraziare Oliverio. Chiusa la pratica, che ormai appartiene al passato, ha premuto l'acceleratore sul suo candidato, vale a dire Pippo Callipo. Callipo è un grande imprenditore calabrese, orgoglio della Calabria e dell'Italia nel mondo, che si è rimesso in gioco e merita tutto il sostegno possibile per veramente aprire una stagione nuova, per creare lavoro e speranza per questa terra. Stesso leitmotiv e stesse parole di sostegno però per la candidata del centrodestra Iole Santelli. Protagonista il segretario nazionale dell'Unione di Centro Lorenzo Cesa, anche per lui 2 tappe, a Catanzaro e Cosenza. Iole Santelli è la donna giusta, la persona giusta oggi per risolvere i problemi enormi che questa regione ha. È una donna che ha avuto un'esperienza politica straordinaria, quindi a livello parlamentare, a livello di governo, a livello di amministrazione, quindi sa come risolvere i problemi e lo vuole fare in modo corale. Intanto, dopo il sondaggio sulle intenzioni di voto reso noto ieri sera nella trasmissione Porta a Porta, il candidato alla presidenza Carlo Tanzi ha annunciato di aver dato mandato al suo legale di denunciare Bruno Vespa per il grave danno arrecato, mentre Francesco Aiello punta l'attenzione sulla sanità e alla Lamezia ha illustrato il progetto politico dei 5 Stelle per garantire buone cure in Calabria.
Il Comune di Rende evita il dissesto, la Corte dei Conti ha accolto le tesi dell'ente, vediamo. Dissesto scongiurato per il Comune di Rende. I giudici contabili hanno accolto, dunque ritenuto valide, le argomentazioni degli amministratori della città del Campagnano, concedendo di fatto la prosecuzione del percorso, l'attuazione del piano avviato per ripianare i debiti. In sostanza la Corte dei Conti ha ritenuto che al momento dagli atti esaminati non sussiste alcun grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi. In particolare con la delibera numero 3 del 2020 la sezione di controllo ha verificato, spiega una nota del Comune, che il disavanzo è stato regolarmente ripianato dal 2015 al 2018 e che gli accantonamenti per il contenzioso sono sufficienti a coprire eventuali futuri debiti fuori bilancio, che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato correttamente stimato. In sostanza la Corte dei Conti ha ritenuto che i risultati di amministrazione conseguiti dal 2015 al 2018 non siano stati alterati per rispettare artificiosamente il piano di risanamento. Nel contempo si è dato atto che la situazione di cassa e finanziaria dell'ente non è compromessa e che l'equilibrio finanziario di bilancio non è stato intaccato. Anche sulle spese, conclude la nota, l'organo di controllo ritiene che il Comune stia operando bene sul contenimento delle uscite e deve continuare con le iniziative già avviate. Riferimento importante all'attività di recupero dell'evasione fiscale tuttora in corso. Il Comune è stato invitato a proseguire con costanza nelle riscossioni. Infine è stata chiesta la rettifica di contabilizzazione del fondo di rotazione, secondo quanto prospettato anche nelle controdeduzioni presentate. A Catanzaro il giorno di Giancarlo Pittelli al Tribunale del Riesame di Catanzaro, l'ex parlamentare coinvolto, lo ricorderete, nell'operazione Rinascita Scott. I legali hanno chiesto la scarcerazione, vediamo. Giancarlo Pittelli non c'è, viene ascoltato in videoconferenza dal carcere di Nuoro, dove è attualmente detenuto. In tribunale a Catanzaro si discute il riesame, ci sono i suoi legali Guido Contestabile e Salvatore Staiano, i quali hanno chiesto la scarcerazione del proprio assistito coinvolto nell'operazione Rinascita Scott della Procura di Catanzaro. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri, ha portato all'arresto di 334 persone ritenute affiliate alla cosca Mancuso di Limbadi. Pittelli, avvocato penalista ed ex parlamentare, arrestato nel Maxi Blitz dello scorso 19 dicembre, accusato di associazione mafiosa, si era avvalso della facoltà di non rispondere a causa delle sofferenti condizioni psicologiche durante l'interrogatorio di garanzia lo scorso 21 dicembre. Sono più di 50 gli indagati nell'inchiesta Rinascita Scott che hanno impugnato le misure cautelari, presentando appello al Tribunale del Riesame della città capoluogo. Intascava la pensione del defunto, scatta il sequestro delle somme indebitamente percepite, 30.000 euro. L'uomo aveva a disposizione la gestione di un libretto cointestato, vediamo. Una capacità rara nel riuscire a trarre cospicue somme attraverso una vera e propria condotta fraudolenta. Un reggino, 79 anni, era riuscito a percepire la pensione, anzi 2 pensioni di invalidità, spettanti ad un altro soggetto deceduto nel 2016. L'uomo, essendo cointestatario con la persona deceduta di un libretto postale e di una carta collegata, aveva omesso di denunciare all'INPS e agli uffici competenti l'avvenuta morte, continuando così a percepire le mensilità erogate per le 2 pensioni. Il gioco è andato avanti dal 2016, anno del decesso del cointestatario, fino al 2018. Diverse mensilità sono state percepite senza alcun diritto maturato. Qualcosa, però, è andata storta e sulle tracce del 79enne si sono messi gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria.
ASM è stato pedinato, è stato visto prelevare più volte delle somme dalle Fiamme Gialle, che hanno effettuato anche verifiche incrociate documentali. Il lavoro è stato coordinato dalla Procura di Reggio Calabria, che ha chiesto e ottenuto dalla GIP il sequestro di alcuni beni, valore complessivo 30.000 euro. È un'operazione congiunta di controllo della filiera del pescato condotta dal Commissariato di Polizia e dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ha consentito di accertare e sanzionare il trasporto di prodotti ittici in violazione della vigente normativa in materia di taglia minima consentita per la cattura e tracciabilità, evitandone la successiva commercializzazione. Il prodotto che è stato sequestrato era trasportato su un furgone, 525 kg di novellame di sarda pescato in violazione della vigente normativa in materia di taglia minima. Al conducente del furgone sono state applicate sanzioni amministrative per un totale di 26.500 euro. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Nel 2019 record di enti locali sciolti per mafia, Calabria in testa. In tutto sono stati 21, 8 dei quali in Calabria, 7 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Campania e 1 in Basilicata. Avviso Pubblico sottolinea che, considerando anche le proroghe di precedenti scioglimenti, 26 nel 2019, si ottiene la cifra più rilevante degli ultimi 29 anni, cioè dal 1991, anno di entrata in vigore della legge. Avrebbe reso impossibile la vita dei propri vicini, notificato dai carabinieri il divieto di dimora per una 61enne di Bagnara Calabra, nel Regino. La donna, già nota alle forze dell'ordine, avrebbe ripetutamente offeso e minacciato i vicini gettando contro di loro rifiuti, avanzi di cibo, carcasse di animali e appiccando anche piccoli roghi di rifiuti in prossimità delle abitazioni dei vicini di casa. 3 ventenni sono stati arrestati a Reggio Calabria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo nell'auto sulla quale viaggiavano. I militari hanno rinvenuto 61 dosi di marijuana nascoste in un sacchetto di cellofan sotto il sedile dell'auto. Aveva 20 grammi di cocaina nel borsello. Un 34enne è stato arrestato dagli uomini del commissariato di polizia di Catanzaro Lido. Durante un controllo gli agenti hanno notato un veicolo di grossa cilindrata che procedeva ad alta velocità. Il mezzo è stato così fermato. Gli agenti, insospettiti dal nervosismo mostrato dall'uomo alla guida, hanno effettuato una perquisizione personale. Nel borsello che il giovane portava a tracolla hanno così trovato un involucro in cellofan termosaldato con i 20 grammi di cocaina. A Cosenza un incontro sulla dislessia promosso dall'associazione Potenziamenti, un disturbo che interessa migliaia di bambini e adulti, numerose le criticità emerse dal dibattito. Vediamo. La dislessia riguarda migliaia di bambini e adulti, ma nonostante ciò il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento è ancora poco conosciuto e affrontato sia nella scuola che nella società. A Cosenza, presso la Galleria Nazionale, l'incontro aperto a genitori, studenti e docenti promosso dall'Associazione di Volontariato Potenziamenti. Abbiamo inteso promuovere questo incontro tra scuola, servizi, genitori, famiglie, territorio. Proprio perché noi crediamo che l'unica possibilità di creare un vero e proprio cambiamento sul territorio sia quello di mettere insieme tutti gli attori che hanno la stessa finalità, e cioè quella di rendere possibile l'apprendimento per persone che hanno una modalità differente di apprendere. Numerose le criticità emerse nel corso del dibattito, dalla carenza di proposte formative adeguate alle esigenze dei docenti, alle diagnosi inadeguate, alla scarsa informazione alle famiglie. Individuare il giusto metodo di studio, quindi avere una buona formazione, aiuta a far sì che un bambino possa crescere in maniera equilibrata, che possa acquisire delle sicurezze che servono proprio a far sì che diventi un adulto sereno, un adulto consapevole dei propri punti di forza e
e quindi delle proprie capacità. Con l'Associazione Italiana Dislessia che ha accolto a noi dislessici e appunto l'Associazione Potenziamenti cerchiamo di sopperire determinate necessità e bisogni, e tutto questo attraverso il volontariato. Quindi chiediamo appunto alle istituzioni un maggiore supporto, chiediamo soprattutto alle scuole maggiore formazione per fare in modo di poter far crescere dei ragazzi più sicuri di loro stessi. Sì, ci spostiamo a Castrovillari, dove è partita la macchina organizzativa per il tradizionale appuntamento del Carnevale della città del Pollino. Vediamo. Tutto è pronto a Castrovillari per la 62esima edizione del Carnevale, ma il Carnevale di Castrovillari ha origini che risalgono alla prima metà del Seicento, allorquando venne diffusa la storia di Organtino, farsa dialettale di Cesare Quintana, proprio in occasione dei riti carnascialeschi, farsa rappresentata presso il comune della città del Pollino nel febbraio del 1635. Grazie alla sua storia, il Carnevale di Castrovillari è stato riconosciuto a pieno titolo dal MIBACT tra i carnevali di grandissimo prestigio come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, Cento, e dal Touring Club tra i 10 carnevali più belli d'Italia, riscontrando grande successo anche oltre i confini nazionali. L'evento carnascialesco alle falde del Pollino nasce nel 1959 grazie all'intuizione del professor Vittorio Vigiano, che diede vita alla prima edizione. In quell'anno in realtà si ufficializzava una tradizione di festeggiamenti e sberleffi consolidata da secoli e che va sotto il nome di Immascarate. La manifestazione è giunta alla 62esima edizione, organizzata dalla Proloco di Castrovillari, presidente Eugenio Iannelli, riconfermato alla guida dell'ente per il prossimo quinquennio. Direzione artistica di Gerardo Bonifati porta alle falde del Pollino migliaia di turisti che nei giorni dell'evento e soprattutto in quelli clou, grande sfilata composta da oltre 2000 figuranti, galà del folklore e falò di Re Carnevale, partecipano alla manifestazione provenienti non solo dalla Calabria ma anche dalle regioni limitrofe. È questo il Carnevale di Castrovillari, un evento nell'evento, dove i gruppi mascherati e carri allegorici si miscelano al folklore con il Festival internazionale che termina con il Gran Galà. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Uno stretto promontorio di alta pressione si estende dall'Oceano Atlantico verso est, sino a interessare la penisola italiana, garantendo anche sulla nostra regione tempo stabile con al più sterili passaggi nuvolosi, in un contesto termico comunque consono per il periodo. Domani parzialmente nuvoloso sui litorali tirrenici in genere, sull'Ametino, Vibonese e Reggino Tirrenico, ma senza fenomeni. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità medio-alta a partire dal Cosentino in estensione verso sud. Temperature in aumento deciso nei valori minimi, stazionarie le massime. Passiamo a mari e venti, domani mari poco mossi, venti in prevalenza da nord deboli. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.